Nuovissima puntata del Bosco dei Sogni. Eccoci qui, in diretta, direttissima, Max Ungaro ai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi siamo già a metà maggio, ragazzi. L'estate incombe e non vediamo l'ora. Come non vediamo l'ora di tornare a salutare il nostro ospite che torna a trovarci. Ciao Luca! Ciao a tutti! Torno a trovarvi dopo una settimana incredibile a Vicenza e sono arrivato ancora con la scia del tricolore, direttamente da Vicenza. Giustissimo, ho visto su Facebook che hai partecipato alla sfilata del Festival degli Alpini, la festa degli Alpini. La Dunata Nazionale, la 95esima Dunata Nazionale degli Alpini, abbiamo avuto 500.000 presenze. Domenica la sfilata ha visto 100.000 alpini sfilare, è iniziata alle 9 del mattino ed è finita alle 22 di sera. Una bellissima cosa, le brigate vicentine sono sfilate per ultime, poi c'è stato il famoso cambio della stecca, così detto, no? Sì. E la cosa bella è che Vicenza per una settimana si è trovata in una bellissima situazione di allegria, gioia, una situazione che ha tolto la depressione a tutti quanti. Però insomma poi abbiamo visto 100.000 alpini che poi oltre agli alpini abbiamo avuto la protezione civile, i paracadutisti, abbiamo avuto le sezioni cinofili, insomma tutte quelle diciamo così, tutte quelle persone, no, che si rendono sempre disponibili, è perché abbiamo, io penso, una protezione civile che è composta dagli alpini, che è sempre pronta a partire, la prima e l'ultima ad andarsene. E io comunque sì, ho partecipato, sono andato la mattina all'alzabandiera, ho portato onore a mio padre e al 7° Cadore, perché il papà mio ha fatto la guerra. E è stato molto emozionante anche perché l'ho fatto proprio per portare onore a mio papà, che è stato anche una medaglia di bronzo al valor militare per le azioni dell'8 e 9 dicembre del 1940 nel fronte greco. Sai, io del mio periodo come alpino ricordo soprattutto il freddo, un freddo intensissimo, un freddo bestiale, la disciplina terribile e tanti cordialini e cioccolata da mangiare fondente. Sì. Tanti cordiali. Quanti sì, ne volevamo? Perché tanto il freddo è freddo, dicevano, quindi... sì, l'ho provato anch'io. Ok, comunque, bellissima esperienza, grazie di questa tua condivisione, ti vedo anche appunto grato di questa esperienza, pieno, sai quando si dice pieno di un qualcosa che c'è proprio riempito dentro? Ma sì, perché dietro tutto questo le persone pensano che ci sia del militarismo. Non c'è militarismo, c'è amore, che è diverso. C'è passione, condivisione, raggruppamento. È un'entità unica che è ancora in grado di portare amore e fratellanza. E questo è molto importante. Valori umani. Un esempio. Come si chiamava tuo papà, che lo salutiamo? Gastone. Ecco, salutiamo papà Gastone, che sappiamo un bacio Gastone, sempre con noi, e quindi è stato bello poterlo rivivere e ricordare, soprattutto per l'esperienza sicuramente tosta che lui ha vissuto per gli italiani alla fine, non solo per se stesso, per l'Italia, per l'Italia, per gli italiani, per i giovani d'oggi che oggi possono godere della libertà. A proposito di papà Gastone, so che c'entra molto lui nella tua vita, nel tuo, perché ce l'hai raccontato, cambio di direzione totale, nel senso, anche se in una maniera un po' diversa da come ce lo si potrebbe aspettare, il fatto che ti abbia incaricato di un qualcosa che a te stava stretto lavorativamente parlando, probabilmente ha fatto sì che aprissi ancora di più gli occhi su quello che tu realmente volevi essere e fare. Questo per dire, ragazzi, 40 anni di AMI University, 40 anni. Esatto, io rappresento l'AMI University per il Veneto. L'AMI University è una scuola che si occupa di discipline bionaturali. Quest'anno compie 40 anni. Siamo 40 anni di attività nel territorio nazionale. Abbiamo formato 9.000 professionisti in tutti questi 40 anni nelle discipline bionaturali. Quindi un numero importante, una data importante, un traguardo, perché quest'anno per tanti motivi. Abbiamo avuto recentemente anche qui il cambio della guardia, se potremmo dire, con il presidente Orazio Sanseverino, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa.
Salutiamo Patrizia, Patrizia, la figlia che ne ha preso l'incarico e che ci conduce sempre a dare il meglio e a produrre sempre il meglio di noi. E soprattutto all'avanguardia, non solo appunto nella formazione e nella divulgazione delle discipline bionaturali, ma anche un'importante impronta nel compartecipare a livello nazionale a una regolamentazione latente negli anni e che invece, grazie proprio alla presenza e alla forza del gruppo AMI University, si è potuto insomma andare avanti, definire meglio le discipline bionaturali a livello appunto di regione in regione fino a tutta Italia. Un onere e un onore che ha proprio AMI University. Sì, abbiamo lavorato molti anni anche da un punto di vista, per quanto riguarda insomma le leggi che vanno a regolamentare le discipline bionaturali. Ce n'è sempre più bisogno ovviamente, e ricordiamo che quest'anno a ottobre avremo anche noi il congresso nazionale che si terrà a Milano, che sarà un momento di condivisione, un momento di esperienze che possiamo portare sul campo, e quindi cerchiamo sempre il miglioramento di queste attività, facendo sempre molta attenzione a quelle che sono le leggi che poi vanno a regolamentare queste discipline. Però per noi è molto importante avere anche noi il nostro congresso nazionale, e quest'anno lo terremo esattamente a ottobre. Come con gli alpini, ci sono dentro anch'io nei 9.000 operatori formati, operatori e anche formatori, ci sono anch'io AMI University, e addirittura grazie a voi iscritto alla Regione Lombardia, che non è poco, anzi è tanta roba di questi tempi. Sì, perché c'è bisogno di una regolamentazione ben precisa. Lo scopo dell'AMI University come scuola è creare professionisti che poi possono intraprendere il loro lavoro, quindi lavorare con i loro studi o in associazione con altre figure professionali, e questo è molto importante, no? Certo. Oltre alla serietà appunto della figura professionale ben formata, ma anche a livello assicurativo, insomma, e consulenziale, c'è tantissimo. AMI è sempre una realtà in crescita, ogni anno c'è sempre di più. Abbiamo l'albo privato ovviamente, quindi tutti gli aspetti che riguardano un albo privato, quindi anche quell'aspetto assicurativo, proprio nel vero senso di assicurazioni, e gli operatori che normalmente desiderano poi andare avanti con il proprio lavoro sono quasi tutti iscritti al registro delle sezioni delle discipline bionaturali presso la regione Lombardia, quindi diciamo tra virgolette un ente statale, no, in cui la persona viene iscritta. È un elenco pubblico, quindi tutti lo possono consultare, e se lo consultano troveranno il mio nome e tanti altri, e questa è una delle situazioni che noi vogliamo portare avanti, anche perché siamo in tantissimi in Italia che si occupano di discipline bionaturali. Non esiste ancora un albo professionale pubblico. Piano piano ci sono quelli regionali, e giustamente lo Stato ci dà la possibilità di eseguire, di fare il nostro lavoro con serenità e tranquillità, facendo una grande distinzione tra quelli che sono i professionisti e i non professionisti, e questo è molto importante. Una domanda che arriva dai nostri gentilissimi ascoltatori che iniziano già a salutarmi e a salutarci. Cosa intendete allora, caro Max, per discipline bionaturali? Un sincero saluto da Anna. Abbiamo una legge, che la prima è stata fatta nel 2005, in cui con le diverse poi modifiche e quant'altro, in cui c'è un elenco di quelle che sono le discipline che si possono ritenere all'interno di questo gruppo, cioè le DBN. Sono discipline bionaturali, e quindi, no, sono tutte quelle tecniche che riguardano un pochino questi aspetti che arrivano anche un po' dall'Oriente. Quindi facciamo un esempio. Intanto diciamo una cosa: sabato prossimo e domenica prossima noi come AMI University organizziamo amichevolmente, siamo in Villa Contarini a Bovecchio, e facciamo questa manifestazione aperta al pubblico, in modo che il pubblico possa usufruire, conoscerci, prendere contatto anche magari per la prima volta con queste tecniche, e quindi siamo
presenti da sabato pomeriggio, poi tutta domenica fino alle ore 20 con queste tecniche. Ad esempio, facciamo degli esempi: pranopratica, diapasoterapia, riflessologia plantare, access bar, cranio sacrale che riguarda te, riequilibrio energetico ad esempio del Dantian inferiore, NPR, Nurse Pranic Resolution, e RHE, Resonant Harmonic Energy, che sono due tecniche che io ho depositato che ho depositato come nome anche all'ufficio brevetti. Cromoterapia, fiori di Bach, taralogia, shiatsu, yoga, tai chi, olistica del suono, Angelic Reiki. Conferenze, anch'io terrò una conferenza. Abbiamo delle conferenze. Domenica pomeriggio alle 3 e anch'io, cari ascoltatori, come a marzo, sono presente con la possibilità di interagire con la tecnica cranio sacrale per quanto mi riguarda. Quindi dopo diamo i contatti anche. Sì, abbiamo diverse conferenze. Tu hai la tua, io ne ho due, una sia sabato e una domenica, in cui presento la pranopratica, e comunque io sarò presente come responsabile, un po' organizzatore dell'AMI University, e sarò lì per dare informazioni e spiegazioni a tutte le persone che arriveranno per la prima volta e sentiranno magari parlare per la prima volta della pranopratica, di cosa si tratta, come si utilizza, e sarò anche disponibile per eseguire un test energetico per coloro che desiderassero un domani anche affrontare questo percorso, che non è semplice, perché chiediamo estrema serietà poi all'operatore. Venite, cari ascoltatori, come è successo appunto a marzo, venite a trovarci, venite a trovarmi, venite a provare le varie tecniche, ok, discipline bionaturali, olistiche, c'è tantissimo, ma soprattutto sapete cosa? Io lo conosco da un bel po', Luca, e la cosa bella di Luca è che a parlarci c'è sempre qualcosa di nuovo, cioè scopri un mondo. Siccome lui è una persona molto disponibile e sa tantissime cose, pensate, formatore da ben 40 anni, ma anche ricercatore spirituale, non smette mai di ampliare, di integrare, di informarsi, è una conversazione bellissima poter avere un dialogo con Luca adesso che avrà tempo, perché sennò è sempre impegnato, quindi approfittatene. Non troppo però. Tempi permettendo, insomma, sappiamo che almeno lì ci sei fisicamente, ti trovano come figura, che sennò sei impegnatissimo. Siamo visibili, siamo presenti, disponibili a dare tutte le informazioni che le persone magari ci chiedono. Ecco, siamo lì apposta. È una realtà importante che prende sempre più piede. Certo. Non andiamo, vedi, tante volte non ci capiscono fino in fondo. Allora, il nostro desiderio non è, come molti pensano, di curare o cose di questo, assolutamente no. Il nostro compito primario, se mi permetti, lo definisco in questo modo: migliorare la qualità della vita delle persone. Non siamo mai stati contro alla medicina ufficiale, assolutamente, la riconosciamo in tutti gli aspetti, ma se possiamo comunque, in modo alternativo, no, dare una mano, ad esempio antistress, ecco, no? Io in modo particolare poi con la musicoterapia di un certo tipo, la cromoterapia, bellissima. In quell'occasione abbiamo una cabina speciale perché facciamo cromoterapia contemporaneamente a musicoterapia con tecniche di psicoacustica particolari. C'è un mondo proprio che si impegna a migliorare la qualità della vita. È già quando è la quarta e la quinta trasmissione che ogni tanto io vengo, parliamo anche della musicoterapia, l'RHE, Resonant Harmonic Energy. Per chi interessa, adesso anche l'altra volta abbiamo detto, c'è il sito rhemusic.it dove può vedere molte produzioni e che devono comunque essere intese non come musica d'ascolto, ma anche perché utilizziamo tecniche psicoacustica che non è una musica che va ascoltata così, ecco, poi bisogna ascoltarla con le cuffie, ci sono i battiti binaurali, le pulsazioni isocroniche, gli armoni Xbox, insomma tante cose importanti, e abbiamo fuso, no, queste due materie, la musicoterapia con la cromoterapia, che sta dando effetti veramente straordinari, ma sono tecniche antichissime. Sono tecniche che arrivano, sembra assurdo, ma arrivano dal 4000 avanti Cristo. Noi adesso con tutta l'attrezzatura professionale che possiamo utilizzare, l'elettronica, eccetera, abbiamo ottimizzato il tutto.
La cromoterapia si faceva nel 3000 a.C. semplicemente con dei tessuti leggermente trasparenti, le persone si stendevano al sole e quindi usufruivano di questa frequenza, no? Riflessa, in poche parole, da questi colori dei tessuti, e ne giovavano. D'altronde abbiamo visto che la NASA utilizza una lampada cromatica per i suoi astronauti che sono nella stazione spaziale, nella stazione internazionale, per mantenere loro un certo equilibrio psicofisico, del benessere fisico ma anche psichico. Dobbiamo tenere conto che stanno viaggiando a una velocità incredibile, no? A un'altezza straordinaria, quindi certo sono persone preparate, ma ovviamente mantenere un equilibrio, e lo fanno proprio con questa lampada particolare che ha un colore rosso, quindi radicamento, aiuta tutti gli organi a ristabilirsi. Insomma, la cromoterapia è antichissima, come la musica è antichissima. Il primo linguaggio umano, appunto, il suono, no? Noi non abbiamo fatto altro in tanti anni di prendere tutto quello che era antico e portarlo in un mondo moderno, mantenendo possibilmente un po' il fascino anche dell'antico, perché non bisogna dimenticare anche quello. E all'interno di molte di queste materie poi c'è un po' di più l'aspetto spirituale, l'anima, lo spirito, l'uomo nel suo centro, no? E sono materie bellissime. Ovviamente sono materie belle, che funzionano bene se trovi il professionista. Sai Luca, che faccio un piccolo esempio a livello di musicoterapia, faccio sentire un qualcosina perché i nostri ascoltatori ormai se lo aspettano, ok? Quindi cosa fai? Sorpresa, naturalmente andrebbe ascoltato in cuffia con la giusta disposizione, lato destro, lato sinistro. Intanto però sentiamo qualcosina, perché già così comunque arriva. Questo è Luca Ferro e sentite bene.
meraviglia, mi sento già più calmo, più tranquillo. Cos'era questa? Questa era la rimozione della vergogna. Ok, rimozione, rimorso e vergogna. Rimorso e vergogna. Io sentivo proprio i battiti sì, nelle orecchie, sì. in cuffia, Cosa serve? Serve ovviamente, non è il momento perché non abbiamo neanche il tempo a spiegare come funziona la musicoterapia, è veramente complesso, comunque la musicoterapia di questo tipo ovviamente, no? Ci sono tanti tipi di musicoterapia. Questa utilizza tecniche psicoacustica molto particolari. Cosa accade? Accade che queste frequenze, queste pulsazioni, no? Questi battimenti creano uno stato mentale per il quale noi possiamo piano piano aprirci ai nostri problemi più profondi e fare in modo che piano piano la mente è già in grado di rielaborare, va bene, queste paure, questi rimorsi, creando uno stato di maggiore leggerezza, fino al punto che molti problemi si possono tranquillamente risolvere. Lo dico così, molte persone che hanno provato queste tecniche hanno trovato molto sollievo, quindi bene così. Poi se servono i vari consulti, no, specialistici, tanto meglio, faranno quello che dovranno fare, ma dare già un po' di sollievo alle persone che sono molto appesantite, no? Dalle loro emozioni, le emozioni profonde, addirittura quelle emozioni che sono talmente nascoste, che sono congelate, sono le ombre, no? Di cui abbiamo tante volte sentito parlare, i trattati di Freud e così via. Ecco, dare la possibilità di far riemergere, ma dolcemente, no? Queste situazioni, per dare in modo alla persona che possa piano piano affrontarle con tranquillità, questo è un gran miglioramento della qualità della vita. Quindi per noi lo scopo è questo. Io intanto, cari ascoltatori, come sempre vi ringrazio per i vostri gentili messaggi, per la vostra presenza, e 202 che mi dici che fantastica selezione musicale in questo programma, e poi mi dici stamattina si parlava di un libro che raccontava del linguaggio postmoderno. Massimiliano, è il tuo, erano le 8:30 circa. E non lo so perché non ho ascoltato. Comunque, visto che ne abbiamo parlato prima anche con Martina e Giordano, il mio libro è Circles, c'è scritto in inglese, è Circles, il viaggio di un'anima di Atlantide, lo trovate su Amazon, o magari avevano letto una parte di Fiabe Arcane, che è l'altro mio libro, sono usciti quasi in contemporanea. Poi mi dici, potete ripetere il nome del sito di musicoterapia? Allora, rhemusic.it, che poi trovate Ferro in rete, perché comunque come formatore, come AMI University Regione Veneto, ma anche appunto come RHE Musicoterapia, ci sono anche varie possibilità di ascolto, vari spezzoni ho visto nel sito. Di tutte quante le tracce, no? C'è l'anteprima, c'è la spiegazione, quindi si apre una finestrina con le info, c'è la spiegazione, che cosa a cosa serve, se c'è un, diciamo così, un protocollo di ascolto, no? E quindi c'è anche un'anteprima. In alcuni casi sono anteprime a 2 minuti, in altri casi di 5 minuti, dipende da quanto lunga è poi la traccia, perché insieme a quelle di musicoterapia ben specifiche, che sono circa di 20 minuti, non di più, perché altrimenti poi si perdono gli effetti, ci sono anche delle tracce ambientali, ecco, che durano sui 45 minuti, che hanno sempre un po' di psicoacustica. Allora quelle le possiamo ascoltare anche con lo stereo in studio, di relax durante i trattamenti che noi operatori facciamo. Bellissimo. Quindi sì, c'è l'anteprima. Ok, siamo a 20 secondi dalla pubblicità. Per chi me l'ha scritto, la prima edizione di Circles non si trova più, c'è la copertina azzurra ma non si trova più, adesso è arancione, ok? Quindi per chi lo vuole comprare mi fate felice, perché è un bel messaggio, un bel viaggio d'anima. Adesso la copertina è arancione con prefazione di Silvano Agosti, Guido Guerrera, Sergio Bambarè. A tra pochissimo con, pensate un po', Conscious Soul. Andiamo ad ascoltarci Conscious Soul, a tra poco.
Occhi chiusi, io Luca devo dirti proprio la verità, ho sentito una grande apertura a livello di cuore, cioè ascoltandolo così occhi chiusi e tutto il resto ho sentito energia che tornava a fluire a livello del cuore, può essere? Certo. Sì. Gli ascoltatori magari avranno detto mamma che strana musica, no? Allora perché? Perché sentono tipo uno sfarfallio, no? Ecco, una vibrazione particolare. Tanto è molto complessa questa traccia, ci sono tante frequenze al di là della musica di base, no? Di una melodia più o meno bella di base, ecco. E questi sfarfallamenti, chiamiamoli così, per i non addetti ai lavori, che poi invece per gli addetti ai lavori sono degli LFO, quindi dei low frequency oscillator, no? Sono proprio il fondamento della musicoterapia. Quindi, ad esempio, ogni organo ha la sua frequenza risonante, ma ogni organo ha una sua frequenza di destinazione e risponde molto bene a un'oscillazione. Noi sfruttiamo queste oscillazioni, no? Che l'ascoltatore sente come uno sfarfallamento, e sono delle tecniche potentissime. Quindi questo proprio ci permette innanzitutto di entrare in un pre-ipnotico, cioè in un rilassamento profondo. Mentale proprio. Proprio mentale, ma anche fisico, no? Sì. Cioè, ci si lascia. A un certo punto sembra che non abbiamo più il terreno, no? Che il nostro corpo non pesi più. E ci permette piano piano veramente di entrare i nostri pensieri, no? Più reconditi, più profondi, che ci parlano. Ne prendiamo contatto finalmente. Conscious Soul, già il nome è importantissimo, anima cosciente. A cosa, tra virgolette, serve questo nuovo Conscious Soul? Conscious Soul serve a questo, a fare in modo che la persona si renda consapevole della propria anima, e questa musica permette uno stato meditativo per il quale la persona può entrare in contatto con la propria anima, quindi ascoltarla. E quindi un'altra caratteristica è di cominciare a soddisfare le proprie esigenze primarie. Cioè ciò che l'anima ti dice, ciò che dovresti fare, che poi siamo sempre noi. Quindi, sai, tutti quegli aspetti che abbiamo dovuto tralasciare per un motivo o per quell'altro nella nostra vita. Ecco che l'ho chiamata così, per questo l'ho chiamata così, cioè anima cosciente. In realtà siamo noi che diventiamo coscienti della nostra anima, quindi delle nostre esigenze più profonde, non solo materiali o quant'altro, ma anche spirituali, per il nostro cammino in questa vita, che ha uno scopo ben preciso. Entrambi della durata di 20 minuti esatti, Luca. Sono 20 minuti esatti. Io tengo tutte le tracce, tutti i programmi, ecco, perché non li chiamiamo più tracce, ma li chiamiamo programmi veri e propri, sono di 20 minuti. Perché 20 minuti? Perché sappiamo che la mente, va bene,
ha un'attenzione particolare all'interno dei primi 20 minuti. Quindi tutte quante le tecniche, no? Anche voglio dire le tecniche di training autogeno, le tecniche sofrologiche, il mindfulness e così via, stanno tutte dentro i 20 minuti. La scienza ci spiega che quelli sono i minuti giusti, dopodiché un pochino si va a perdere, quindi non avrebbe senso andare oltre. Ok Luca, torniamo a parlare un attimo dell'evento che ci riguarda questo weekend, perché sarà importante, sarà un momento di incontro con le discipline bionaturali, un momento a cui accedere, anche per chi non sa di cosa si tratti, per provare, per vedere un po', per trovare uno spazio da regalarsi, una coccola da regalarsi. Sì. Proprio sarà secondo me un evento molto bello. Innanzitutto dobbiamo ringraziare non solo l'AMI University che ci ha permesso di farlo, ma anche Creativo, quindi l'associazione che cura questa stupenda, straordinaria villa con una storia importantissima. È una villa molto storica. Sì. Poi vorrei anche ringraziare delle persone, se me lo permetti. Prego. No? Quindi c'è Graziana, Cinzia, Milena, Monica, Stefania. Adesso magari mi dimentico qualcuno, che si sono dati un bel da fare, no? piano piano per incominciare a organizzare questa manifestazione che, sebbene sia piccolissima, ha richiesto molta fatica, molto sforzo, per cui abbiamo lavorato per diversi mesi per la gioia di trasmettere, no? alle persone un po' di amore, un po' di coccole. L'entrata è libera, perché l'ingresso è libero, sì. poi dall'operatore con cui si va appunto c'è di offerta consapevole. Ricordiamo le varie discipline e tecniche, ricordiamo che si parte da sabato pomeriggio e copre poi tutta la domenica. Dalle 15, sabato dalle 15 alle 20, mentre la domenica andiamo dalle 9 alle 20 orario continuato. Quindi abbiamo visto, c'è tanto, pranoterapia, reiki, craniosacrale con me, numerologia, discipline anche giapponesi, cromoterapia, musicoterapia, cristalloterapia, yoga, tai chi, tarologia, lavaggio energetico, che forse prima non l'avevamo detto, l'NPR, l'RHE, insomma abbiamo un'altra tecnica che forse non ho detto prima, è Maseya Renacer, va bene, che è una tecnica abbastanza particolare. Abbiamo un'operatrice che viene dalla Spagna, quindi è una manifestazione che, diciamo subito, lo rifaremo, no? Lo rifaremo a ottobre, perché per noi è importante la divulgazione. È fondamentale. I contatti eventualmente per leggere qualcosa di più, avere un'idea anche dell'indirizzo, c'è qualche contatto, qualcosa che si può guardare? Allora abbiamo tutte quante le pagine ufficiali che stanno mandando fuori le locandine. Una di queste è su Facebook, che è AMI University Vicenza, dal 1984. Abbiamo pubblicato in molte sezioni anche su Instagram, l'ho fatto io, l'hanno fatto tutti i collaboratori, penso che l'hai fatto anche tu. Certo. Abbiamo dei numeri di telefono, non so se possiamo darli. Sì. La signora Milena, che è il 347 8656 567. Perfetto. Per eventuali informazioni. Oppure guardate anche la mia pagina Facebook Massimiliano Maxugaro, c'è tutto spiegato, tutto, volantino e tutto. Insomma, comunque basta andare su Google, scrivere amichevolmente AMI University e appare subito l'evento. Anche perché noi presentiamo 10 operatori, tutti iscritti all'albo, quindi tutti professionisti. Ok, me compreso fortunatamente. Certo. Fortunatamente. Ok Luca, come sempre il tempo sai che vola, bellissimo. Vola. Un messaggio, qualcosa che così adesso ti va di condividere con i nostri ascoltatori, magari anche un invito per l'evento di sabato e domenica, quello che ti senti. Tu mi prendi sempre la sprovvista, certo. All'ultimo secondo mi prendi sempre la sprovvista. Direi che il messaggio che posso dare in questo momento, rivolgendolo a tutti, è questo. Stiamo vivendo momenti difficili. Siamo in un'era difficile, tutto sembra che sia diventato un codice fiscale, non è così. Noi abbiamo ancora un'anima, abbiamo ancora un cuore, siamo esseri che sono destinati a dare soprattutto, e quindi il messaggio è: ascoltiamoci e cerchiamo di dare il meglio di noi. Grazie di cuore Luca. Grazie a te. Cari ascoltatori, bellissimo essere stato in vostra compagnia. Anche oggi è volato
tutto il tempo del Bosco dei Sogni è volato così in un attimo. Quindi, che dire, ci vediamo, ci ascoltiamo, ci abbracciamo martedì della settimana prossima, sempre alle 5 circa, ok? Nuova puntata del Bosco dei Sogni, Max Ungaro, sempre su Radio Gamma 5. E per chi vuole venire a trovarci, saremo a Vo con amichevolmente questo intero weekend a partire dalle 3 di questo sabato pomeriggio.